Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Infiamma il dibattito sul nuovo ospedale di Cosenza, l'argomento principe è il sito dove costruire il nosocomio. I primari dell'Annunziata scrivono a occhiuto, intanto lunedì si riunirà il Consiglio Comunale. Inchiesta sul dissesto della casa di cura Villa Aurora, 7 persone arrestate alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nei guai ex amministratori della struttura sanitaria, sequestrati beni per 12 milioni di euro. Le mani delle cosche sui canili, 11 provvedimenti cautelari eseguiti dalla polizia di Reggio Calabria, l'operazione denominata Happy Dog, coordinata da DDA, le vessazioni subite da un imprenditore per un appalto a 284.000 euro. Indagini in corso per far luce sul giallo della morte del 34enne il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un'auto a Nicotera. Dopo le piogge torrenziali, la conta dei danni causati dal maltempo alla Tonnara di Palmi. Procuratore Gratteri critica l'idea del governo di abolire il tetto ai pagamenti in contanti. Secondo il magistrato sarebbe un gravissimo errore. Presentato il piano antincendi per proteggere il parco del Pollino dai piromani. Buonasera dalla redazione TG10, dunque in apertura un argomento che sta molto a cuore ai cosentini, il nuovo ospedale. Intanto si dibatte, si pensa al luogo dove dovrà sorgere e poi i primari Annunziata hanno scritto al sindaco Occhiuto e lunedì si riunirà il Consiglio Comunale. Tutto questo nel servizio d'apertura. Braccio di ferro, raccolta di firme, appello dei primari e consiglio comunale, ci sono tutti gli ingredienti per infiammare il dibattito. Al centro c'è il costruendo, si fa per dire, nuovo ospedale di Cosenza, ma non il nosocomio in quanto tale, perché sulla necessità di costruirlo non ci sono voci fuori dal coro. Il problema è dove ubicarlo. Qui vengono fuori i problemi e la diversità di vedute tra il presidente della regione e il sindaco della città. Il primo spinge per Vaiolise, il secondo non è mai stato convinto della scelta fatta dalla Regione, anche perché l'individuazione del sito spetta al Consiglio Comunale, già il Consiglio Comunale che probabilmente nella seduta in programma lunedì prossimo darà il suo parere. Intanto, per non farci mancare nulla, nei giorni scorsi si sono inseriti i sindaci di Rende e Castrolibero, offrendo a Oliverio ospitalità nei rispettivi territori. Non è questo il problema, perché difficilmente il sito da individuare sarà oltre i confini della città. Occhiuto spinge per la soluzione della cittadella della salute da far sorgere dov'è l'attuale ospedale per non svuotare un'area importante della città. Ora che si opti per l'una o per l'altra soluzione, a questo punto della storia ha un'importanza relativa. Ciò che conta è uscire dal tunnel delle beghe di natura politica, scrivono i primari dell'Annunziata. Il rischio vero è quello di non poter più lavorare dignitosamente in una vecchia struttura come l'Annunziata. Questo è il messaggio, spetta ora al Consiglio Comunale di lunedì prossimo recepirlo. Sempre per la sanità e per le strutture ospedaliere c'è la proposta di Fratelli d'Italia per l'ex ospedale di Cittanova, chiuso da anni. Si dice è importante utilizzare parte della struttura come punto di primo intervento. Sentiamo. L'ex ospedale di Cittanova, chiuso qualche decennio fa, torna a far discutere la politica locale dopo la proposta di Fratelli d'Italia di utilizzare parte della struttura come punti di primo intervento, come già presente nella vicina Palmi, vista la carenza strutturale in materia sanitaria del territorio della piana di Gioia Tauro. A questo suggerimento è seguita un'interrogazione da parte del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Nicolò, che nel documento presentato al presidente Oliverio parla di allargare il ventaglio dell'offerta sanitaria nella vasta e popolosa area della piana, decongestionare il pronto soccorso di Polistena e garantire complessivamente maggiori standard in termini di qualità, efficienza e sicurezza. Noi abbiamo lanciato proprio in maniera provocatoria una proposta che si possa discutere per quello che può essere nel piano sanitario di riordino regionale e valorizzare questa struttura portandola a degli indici certamente di accettabilità superiore a quella a cui attualmente si trova. Scura credo che ci abbia i giorni contati. La Calabria ormai è stanca di assistere alle diatribe nell'ambito dello stesso partito di sinistra, Partito Democratico, tra il governatore Oliverio
e il commissario Scura. La Calabria ha necessità di avere una sanità che sia una sanità adeguata ai tempi e al servizio dei cittadini. La smetta la sinistra di litigare con queste faide interne che c'hanno e pensano di più a risanare tutti gli sperperi che hanno fatto finora e a gestire la sanità in maniera diversa. Inchiesta sul dissesto di Villa Aurora, scatta l'operazione Boreale a Reggio Calabria, 7 le ordinanze cautelari e i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza Reggina che ammontano a circa 12 milioni di euro. Anna Franchino, sentiamo. Eccola la casa di cura Villa Aurora, posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. In passato fu oggetto di un provvedimento analogo, poi annullato per un vizio formale. Oggi invece, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica Reggina sul dissesto della casa di cura privata convenzionata, le Fiamme Gialle hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 in carcere, 3 domiciliari e un obbligo di firma e il sequestro di beni per un valore complessivo di 12 milioni di euro. Ai destinatari delle misure sono stati contestati in particolare l'associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, l'autoriciclaggio e l'omesso versamento di ritenute. Il provvedimento rappresenta l'epilogo di articolate indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio, con il coordinamento del procuratore aggiunto Gerardo Dominianni e la direzione del sostituto procuratore Massimo Baraldo, in relazione alle vicende che hanno riguardato Villa Aurora. Le indagini effettuate hanno messo in luce la sussistenza di gravi indizi in ordine di reati di false comunicazioni sociali, truffa aggravata e appropriazione indebita aggravata in campo ai diversi soci ed amministratori che nel corso del tempo si sono succeduti sulla gestione amministrativa della casa di cura e condotto a ritenere che alla base dell'acquisizione del pacchetto azionario della società vi fosse l'esclusiva finalità di depauperarne il patrimonio. Indagini tecniche e un'approfondita analisi di documentazione contabile e bancaria ha fatto emergere l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio. Le somme saccheggiate erano state reimpiegate in modo del tutto anomalo per l'acquisto di testate giornalistiche da parte del capogruppo, la costituzione di pegni per apertura di linee di credito in favore di persone fisiche, l'acquisto di quote di ulteriori società, oltre all'affidamento di incarichi professionali privi di giustificazione per rimpinguare le casse di altre società nella disponibilità dei sodali e addirittura per pagare il prezzo di vendita delle quote della stessa Villa Aurora agli ex soci. In manette sono finiti Giorgio Rea e Alessandro Casinelli, ex amministratori, Pietro Mangiapelo. Ai domiciliari invece Patrizia Ferri, Francesco Margiotta e Marco Petricca, coinvolti in passato nella gestione della casa di cura. Obbligo di dimora invece per Giuseppe Musto, collaboratore di Casinelli. Le mani delle cosche anche sui canili. È scattata questa mattina l'operazione Epidog coordinata da DDA di Reggio Calabria, eseguite 11 ordinanze di custodia cautelare, 3 sono le aziende sequestrate, in ballo i servizi di custodia e assistenza di cani randagi presso canili privati. Sentiamo. Per le cosche anche i cani randagi rappresentano un business e così il clan di Taurianova, Zagari, Fazzari Viola aveva messo in piedi un canile rifugio per accaparrarsi gli appalti banditi alle amministrazioni comunali per il ricovero di cani abbandonati e per i concorrenti erano minacce e intimidazioni. Oggi è scattato il blitz della polizia che ha portato all'esecuzione di 11 provvedimenti cautelari. L'operazione, denominata Epidog dal nome del canile della cosca, è stata coordinata dalla DDA Reggina. In carcere sono finiti Antonio e Francesco Fava, ritenuti vicini alla famiglia Viola Zagari Fazzari e titolari delle imprese Epidog e del canile rifugio di Taurianova e il Parco, insieme a Domenico Marando, nipote del boss di Platì Domenico Papalia. Ai domiciliari invece il direttore del servizio veterinario dell'ASPA di Reggio, il dirigente del medesimo settore all'Ocri, la rappresentante della piana di Animalisti Italiani e il titolare del canile di Melissa. Obbligo di dimora per altre 4 persone. Si tratta di rappresentanti e commercianti di prodotti
prodotti per animali. Dalle indagini è emerso che il titolare di un canile della Locride, che aveva partecipato alla gara da 284.000 euro per l'affidamento degli animali abbandonati, sarebbe stato vessato, intimidito e minacciato. Da quella gara la Happy Dog era stata estromersa perché colpita da interdittiva antimafia, ma l'affare era sostanzioso e così prima hanno tentato inutilmente di aggirare lo sbarramento imposto dalla prefettura spostando la sede sociale della società a Torino. Poi i responsabili della Happy Dog sarebbero passati alle intimidazioni per costringere il titolare del canile della Locride a rinunciare all'appalto che si era aggiudicato. Nei suoi confronti estorsioni, ma anche campagne mediatiche, ispezioni e relazioni veterinarie pilotate. Ma a vessare l'imprenditore, che ha collaborato con gli inquirenti, anche Domenico Marando, espressione dei clan di Platì. Il nipote del superboss Papalia avrebbe minacciato e vessato il titolare del canile, costringendolo a versare 58.000 euro ai clan di Sant'Ilario. Oggi dunque l'incubo per l'imprenditore è finito. Nel corso dell'operazione diverse le perquisizioni effettuate non solo in Calabria ma anche a Milano, sequestrate a Taurianova e a Rocca di Neto 3 imprese operanti nel settore della custodia e assistenza di cani randagi. Indagini in corso per far luce sul giallo della morte del 34enne il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un'auto a Nicotera. Permane ancora il mistero sul cadavere rinvenuto ieri pomeriggio nelle campagne di Preitoni, una frazione di Nicotera. Anche se tutti gli indizi portano a Stefano Piperno, 33enne di Nicotera, manca ancora l'ufficialità che si tratti proprio del giovane. Bisognerà infatti attendere il responso degli esami genetici per avere la conferma sull'identità. Ad ogni modo l'auto, della quale è rimasta solo la carcassa con dentro i resti del corpo, è riconducibile al 33enne scomparso martedì scorso senza lasciare traccia. Il giovane si era allontanato da casa nel pomeriggio di martedì per recarsi a lavorare al CAS, presso il quale prestava servizio, con un'attività di alfabetizzazione dei migranti. Ma i suoi allievi non lo hanno mai visto arrivare, così dopo circa 2 ore di attesa hanno lanciato l'allarme e hanno iniziato a cercarlo. Stefano Piperno in passato pare abbia vissuto momenti delicati legati ad uno stato depressivo che poi però sembrava essere stato superato. Frequentava i suoi amici e si era legato affettivamente, da quanto si apprende, ad una donna straniera, una rumena. Rimane però fitto il mistero su quanto possa essere accaduto martedì pomeriggio. Piperno è uscito di casa in macchina per le cattive condizioni del tempo. Anziché portarsi sul posto di lavoro però si è recato altrove. Da quel momento si sono perse le sue tracce fino a ieri mattina, quando la sua auto, una Fiat Punto vecchio modello, è stata ritrovata bruciata. Sul fatto che si tratti dell'auto di Stefano Piperno gli investigatori dell'Arma che seguono le indagini non pare abbiano più dubbi. L'incertezza riguarda il cadavere, come dicevamo, ritrovato carbonizzato sul lato passeggero, segno che qualcuno potrebbe aver guidato la macchina fino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo, in località Britto, lungo una stradina interrotta. Dunque la persona trovata morta poteva non essere sola. Sin dal primo momento del ritrovamento del cadavere carbonizzato sono stati ascoltati per molte ore i genitori di Stefano e la donna straniera vicino a lui. Ovviamente sull'interrogatorio vige il più stretto riserbo. Le indagini puntano anche alla possibilità di accertare l'eventuale presenza di altre persone, visto che gli inquirenti sembrerebbero propendere per l'omicidio, non escludendo tuttavia in modo definitivo il suicidio. Il procuratore Gratteri critica l'idea del governo di abolire il tetto dei pagamenti in contanti. Secondo il magistrato sarebbe un gravissimo errore. Ci sono i ragazzi che indossano le magliette di Trame, il Festival dei Libri sulle mafie al via alla Mezzia Terme per l'8ª edizione, la bella mostra fotografica sui testimoni dell'impegno quotidiano contro l''ndrangheta. I temi della prima giornata inevitabilmente si incrociano con la politica. Bagno di folla per il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che sull'uso del contante resta saldo sulle posizioni di sempre. La storia giudiziaria e la storia del contrasto alle mafie ci ha sempre portato a dire che noi dobbiamo sempre più tracciare la ricchezza, tracciare il flusso del denaro, e quindi abbiamo sempre esortato a far circolare sempre meno contante e sempre più pagamento con carte di credito o con azioni bancarie che riescono a dimostrare tutto il percorso e quindi la tracciabilità del denaro. La risposta alle parole del ministro dell'Interno Salvini sui migranti arriva da Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere.
Non c'è nessuna pacchia e anche solo usare il termine pacchia è offensivo. Ci sono storie di sofferenza, ci sono persone che vengono quotidianamente stuprate, abusate, subiscono torture indicibili nei centri di detenzione, poi mettono a rischio la loro vita e a volte muoiono attraversando il Mediterraneo. E sono persone che vengono da storie di sofferenza incredibili nei loro paesi e credo davvero che sia venuto il momento di affrontare il tema della migrazione lasciando per un attimo da parte la propaganda o la superficialità e provando per un attimo ad affrontare il tema in modo corretto, serio e mettendo al centro i diritti e la dignità di queste persone. L'anteprima nazionale del titolare, la Black Comedy di Confcommercio sui temi della legalità e della sicurezza, ha chiuso la serata. Trame che è diventata punto di riferimento in Italia proseguirà fino a domenica 24 giugno. Dopo le piogge torrenziali è il momento della conta dei danni causati dal maltempo alla tonnara di Palmi. A Palmi e in Calabria è tornato a splendere il sole dopo i nubifragi dei giorni scorsi, ma con il ritorno dell'estate si cominciano a fare i primi bilanci dei danni provocati dal maltempo. A Palmi la zona più colpita è la tonnara a ridosso del mare, dove smottamenti e allagamenti sono stati la costante di questi giorni. Dell'emergenza trascorsa e di come sia affrontata e fronteggiata ne parla il sindaco Giuseppe Ranuccio. Abbiamo avuto la forza e l'abilità di reperire dei finanziamenti dalla Regione Calabria, anche dalla città metropolitana, e quindi ci auguriamo nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, di avviare dei lavori che possano risolvere definitivamente il problema, che è importante, intervenendo soprattutto sulla rete fognaria. Diciamo che già noi ieri eravamo dalla mattina sul posto e siamo stati fino alle 18:30, 19, la notte siamo stati nuovamente lì per far fronte al nuovo temporale. La macchina si è attivata già ieri. Infatti devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, la protezione civile, i vigili del fuoco, il COC comunale, l'impresa dei Saffioti che si è recata prontamente sul posto. È chiaro che proseguiremo nei prossimi giorni con tutti quelli che potranno e vorranno darci una mano, anche a titolo gratuito, per fronteggiare nel miglior modo possibile le emergenze. Adesso andiamo alle Terme Luigiane, dove si è svolta la 39esima edizione del corso in tecniche per la difesa del suolo e dall'inquinamento. Le piogge che hanno colpito negli ultimi giorni molti centri calabresi hanno messo ancora una volta in evidenza la fragilità del territorio e di cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico, siccità. Si è parlato alle Terme Luigiane di Acquapesa, Guardia Piemontese, durante la 39esima edizione del corso in tecniche per la difesa del suolo. Tutta la comunità, italiana che si occupa di difesa del suolo converge ogni anno a Guardia per dare un contributo e quindi enunciare quelle che sono i ritrovati ultimi della ricerca e poter trasferire sul territorio. La scienza affronta dunque le problematiche che interessano il territorio, indicando le soluzioni, ma la politica recepisce i suggerimenti che arrivano dal mondo della ricerca? Siamo in grado di offrire delle soluzioni che possono essere utili alla politica se ha voglia di attuarle. E la Regione Calabria come si sta attrezzando per tutelare il territorio? Finalmente abbiamo un programma imponente per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio e la messa in sicurezza degli edifici. Per il sisma c'è stato un programma imponente su 2000 edifici scolastici che abbiamo in Calabria, grosso modo ce n'erano con protezione antisismica prima della legge grosso modo il 2-3%, abbiamo fatto partire un programma imponente, noi arriveremo a 850 circa edifici scolastici pienamente antisismici, che significa quasi il 50%. Non ci basta, vogliamo continuare a lavorare e credo che dobbiamo arrivare al 100%, ma il programma è veramente imponente. Per quanto riguarda invece gli eventi in qualche modo idrogeologici, anche su questo c'era un ritardo formidabile, è stata messa in campo già una prima imponente tranche di risorse che è quasi 380 milioni di euro. Di questi 380 già 70 milioni sono con i cantieri aperti. Giornata di formazione alla Camera di Commercio di Cosenza con ospiti di rilievo. La Camera di Commercio di Cosenza ha organizzato una giornata di studio sull'utilizzo degli open data a sostegno dello sviluppo del territorio, un momento importante grazie anche alla presenza al tavolo dei relatori di diversi rappresentanti di enti regionali e nazionali.
questa è una bella giornata di condivisione. Una giornata di condivisione che noi abbiamo sempre fatto con le imprese, con le istituzioni provinciali e regionali. Oggi siamo un tavolo nazionale, degli osservatori, ognuno per la sua parte, che hanno fatto rete tutti messi insieme. Noi siamo stati scelti per antenna dell'Union Camere regionale, che di solito sono 20 in ogni regione, perché noi ci siamo fatti l'Open Impresa con l'Università Mediterranea e quindi eravamo già sul nostro sito. Lei si può collegare, capire in ogni nostra città quante imprese ci sono in tempo reale con il registro delle imprese. È un'utilissima occasione di arricchire quella che è la nostra base di partenza per le analisi economiche che mettiamo a disposizione del territorio. L'analisi economica fatta dalla Banca d'Italia ha una caratteristica particolare, che è dovuta a una caratteristica del Paese. Tiene molto conto di quelle che sono le caratteristiche peculiari del nostro Paese di grandi, diffuse, importanti diversità. Diversità che purtroppo talvolta sono anche divari. Tener conto di questi divari significa fare un'analisi che sia molto concentrata sul territorio e che analizzi le caratteristiche del territorio. Nel corso della giornata è stato analizzato anche Open Coop, il progetto del Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mette a disposizione di tutti, cittadini, istituzioni e altri enti, i dati in formato aperto sulle decisioni di investimento pubblico. Cosenza per 2 giorni, capitale della neonatologia italiana, seconda edizione del congresso Città di Alarico. Vediamo. I maggiori esperti italiani di neonatologia a Cosenza per il secondo congresso nazionale Città di Alarico, in programma domani e dopodomani. Direttore scientifico dell'Assise, il dottor Gianfranco Scarpelli, direttore dell'unità operativa complessa di neonatologia dell'Annunziata. Hanno voluto riconoscere alla neonatologia calabrese e di Cosenza in particolar modo un grande merito, quello di aver ottenuto negli ultimi anni dei buoni risultati nell'assistenza neonatale, e infatti noi siamo diventati unico centro di riferimento regionale per la gestione e il trattamento delle patologie neonatali mediche e chirurgiche. Nel corso dei lavori molta attenzione sarà dedicata alle criticità del nascere a sud, i dati sulla mortalità e le diseguaglianze con il resto del paese. Cerchiamo di capire in questa tavola rotonda come mai persistono queste diseguaglianze presenti già alla nascita tra nord e sud, e probabilmente ci sarà da capire se è un problema di organizzazione, un problema di professionalità o un problema proprio di numero di personale. Probabilmente è il numero del personale che a seguito del piano di rientro ha creato delle grosse difficoltà a tutte le regioni meridionali, e infatti rispetto alle regioni del nord c'è una grave carenza di personale maggiormente infermieristico, ostetrico e OS rispetto alle regioni del nord. Nella tavola rotonda a cui parteciperanno la dottoressa Battilomo, che è un dirigente del Ministero della Salute, la dottoressa Mignoli, che è un dirigente del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, nonché il professor De Curtis della Sapienza di Roma e il professor Luigi Gagliardi che è della Toscana, che ci daranno un po' delle indicazioni e faranno una disamina della problematica, cercando di far comprendere le giuste motivazioni di questa diseguaglianza che inizia già alla nascita tra nord e sud. È arrivata l'estate, un'estate abbastanza bagnata per il momento, ma ci si prepara sul Pollino col piano antincendi boschivi a attuare questo piano appunto per evitare l'emergenza della scorsa estate. Non bisogna ripetere gli errori fatti nel 2017, lo ha detto chiaramente Domenico Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino, nel corso della presentazione del piano antincendi boschivi 2018. Evitiamo gli errori del 2017, una grande cooperazione di tutte le istituzioni che devono fare un grande gioco di squadra. L'anno scorso quello che è mancato è stato soprattutto questo, e poi abbiamo pagato il prezzo della transizione del controllo del territorio e della lotta attiva dall'ex Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestali, che sono transitati, le competenze sono transitate ai Vigili del Fuoco, e questo ovviamente ci ha fatto pagare un prezzo soprattutto nella fase iniziale, anche dovuta alla carenza di direttori di operazioni di spegnimento su tutti i territori.
Il piano prevede l'utilizzo di quasi 1000 volontari di 30 associazioni, 21 calabresi e 9 lucane, oltre all'impiego di 53 mezzi pick-up e 16 fuoristrada per i primi interventi, 2 droni e velivoli ultraleggeri per il controllo dall'alto e anche molte telecamere fisse per gli avvistamenti a lunga distanza. Anche quest'anno inoltre ci si avvarrà di una convenzione con la casa circondariale di Castrovillari e l'associazione ANAS per l'impiego di alcuni detenuti nella sorveglianza di alcune zone del territorio, ma poi toccherà alle regioni fare la propria parte. Il parco ha stanziato 300.000 euro per la prevenzione e lotta agli incendi, ma è anche disposto a investire altre somme. Siamo pronti ad impegnare anche una somma importante, eventualmente per sottoscrivere una convenzione specifica per istituire un distretto dei Vigili del Fuoco esclusivamente dedicato al territorio del Parco del Pollino. Parliamo adesso di basket con la manifestazione Amici del Basket per Riccardo, organizzata per ricordare la figura dell'avvocato Adamo. Di nuovo sul parquet per ricordare l'avvocato Riccardo Adamo, i protagonisti del Club Basket Cosenza e della vittoria del campionato in vita eccellenza hanno rivestito i panni di cestisti per una serata per commemorarlo come avrebbe voluto. Io ho un ricordo bellissimo dell'avvocato, nel senso che era una persona che sapeva tenere equilibrio in tutte le cose, sia nelle cose positive che nei momenti negativi. Sapeva entrare veramente, andare oltre l'aspetto tecnico del giocatore, quindi sicuramente una grande persona. Castellitto, Corvo, Pate, Arigliano, Lorenzi, Visone e Schisano si sono riabbracciati dopo oltre 20 anni con lo stesso entusiasmo di allora. È passato tanto tempo, però l'affetto e l'amore che lui provava nei nostri confronti era tanto, era grande e a distanza di tanti anni ancora ce ne ricordiamo. Tanti gli aneddoti per ricordare un grande uomo. Lui ogni volta che mi vedeva mi diceva: ti faccio un visone così, era il mio incubo di quando stavo a Cosenza, ma comunque è una persona che meritava la nostra presenza perché ha dato tanto e ci ha trattato sempre come figli. Soprattutto per quanto mi riguarda, che sono stato tempestato dagli infortuni a Cosenza, e lui aveva anche il tempo di occuparsi di me. Una persona che è entrato in punta di piedi e ha dato un'impronta importante al basket cosentino. Ho parlato di basket con tante persone, ma lui è stato quello tra i pochi che sapeva subito coinvolgerti, si vedeva che aveva visione di quello che voleva fare, e poi infatti gli hanno dato ragione per tutto quello insieme ai suoi collaboratori che hanno fatto per la città di Cosenza con il basket. Nei ricordi di tutti, il canestro che ha decretato un successo meritato. Un'occasione di stare insieme per un ricordo e l'occasione per riproporlo anche altre volte. Il mio canestro è stato alla fine di un campionato con gli spareggi, è andato tutto bene, c'ero io ma ci poteva stare Ciccio Scarlato, Castellitto, il tiro di Tonino poteva andare dentro, l'importante è che abbiamo segnato e che siamo saliti. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Anche nelle prossime ore persisteranno condizioni di instabilità pomeridiana, seppur meno accentuata rispetto ai giorni precedenti. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, salvo ancora possibili rovesci pomeridiani sui monti. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani mari calmi con venti deboli da quadranti occidentali. Per ulteriori dettagli visitate il sito meteoincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.